Siamo qui a Carceri dove 100 camionisti stanno bloccando la circolazione nella rotonda all'entrata con la statale. Sono qui fermi da ieri sera, alcuni, il traffico sta comunque procedendo, naturalmente rallentato. Il traffico veicolare leggero sembra stato libero, loro fermano solamente i camionisti, quelli generalmente camion come vedete di grosse dimensioni, rimangono fermi circa 20-30 minuti, poi ripartono. I disagi della circolazione è logico che ci sono, però li stiamo seguendo noi, la Polizia Stradale, i Carabinieri abbastanza costantemente e finora non si sono verificati nessun incidente, nessun inconveniente. Già anche lo stesso organizzatore qui della zona ha messo come priorità assoluta il non succedere incidenti, quindi questo è già un punto a loro favore. È logico che la protesta continua e non si sa quando terminerà. Eppure sembrava che negli ultimi incontri che ci sono stati con il nuovo governo qualcosa ci fosse stato, nel senso che le accise che dovrebbero venire rimborsate, le assicurazioni che dovrebbero avere uno sgravio, alcuni interventi finanziari. Sì, allora per quanto riguarda le accise ha dato un contributo che è irrisorio. Si parla di qualche decina di euro ogni 1000 euro di acquisto di carburante, quindi è una cosa irrisoria a livello dei costi effettivi totali. Sgravi sulle assicurazioni, solo l'ultimo anno è aumentato il 10%, ogni anno abbiamo un rincaro che varia dal 7 all'8%. Le tariffe nostre sono ferme almeno di 6-7 anni, le tariffe di trasporto, non si riesce ad adeguarle. Quindi ogni anno abbiamo aumenti di costi, l'autostrada quest'anno è aumentata di media dell'8%, 8-9%. I pneumatici, l'acquisto di pneumatici, l'anno scorso è stata introdotta la tassa di smaltimento, ha comportato un aumento circa del 20% dell'acquisto dei pneumatici. Quindi sono tutti costi che noi andiamo a pagare senza avere un rientro a livello economico sul servizio che noi forniamo ai emittenti. E tutto questo ci ha portato a arrivare a dei punti in cui non riusciamo più veramente ad andare avanti. Noi è da un pezzo che chiedevamo anche lo Stato, col governo, la possibilità di avere un gasolio, un carburante professionale come hanno altre categorie tipo gli agricoltori e la pesca. Ci è sempre stato negato, ci è stato detto che la concorrenza con gli altri paesi sarebbe sfalsata. Perfetto, troviamo altre alternative, altre soluzioni. Noi non possiamo continuare ad avere un costo carburante pari alla vettura che percorre 20 km con litro e che fa molto meno strada di noi. I mezzi nostri di media percorrono 400-500 km al giorno, la media è inferiore ai 3. Col costo attuale si fa presto a fare i conti. Da quanto tempo è qui fermo? Un'ora. E è d'accordo con questa iniziativa? Diciamo dovrebbe essere stato più programmata, così a caso non sono molto d'accordo. O tutti fermi o sì, così facendo ci sono blocchi in qua e là e molti tratti sono liberi e sicuri. Siccome questa è la circonvallazione di Este, tutti devono passare per di qua, perché a Este c'è il divieto. Quindi è stato scelto questo punto proprio per questo motivo. E poi questa qua si allaccia sulla Romea, è la padana inferiore, quindi devono passare per di qua. Qui a Carceri si sono attrezzati anche per rimanere un bel po', hanno di che farsi da mangiare, hanno il fuoco, non si sa fino a quando rimarranno. Alcuni autisti sono un po' più arrabbiati, altri invece sono del tutto favorevoli a questo fermo. Vedremo come proseguirà.